Prima di fare una figura di merda del genere, dicono tutti che poi vi pensate 2 volte. Ah, ma non è per pigiate poco, ma da Sarzana a 20 miglia e t'hanno visto bene per tutti i versi, Tutti che quanti. non so, non è mica bello. Comunque, Minugea, se che dormiva, ma dimmi una cosa, ti te restaste là dentro una cantina, no? Sì, E ti approvò a scappare quando? sì. Allora, praticamente è successo che noi altri eravamo qua di scappare, sai, perché eravamo lì dentro da non so se le ha 2 o 3 mesi forse. E io penso da andare a campagna. Ma di Inti fatti, Sesù. in Tisesù, sì. Solo che mi considera che in terrazze non è che sia proprio abituata, perché comunque sono una donna di una certa cultura, di una certa classe, ti vedi anche come mi sono vestita, si per inquadrarmi bene. E insomma che non è che poi va proprio andare a mezzo ai Sesù, ai scrotegi. Aspetta, spiegami un attimo. Ti sei scappata da quella cantina con indosso questo vestito De e ti crava, hanno non messo per voleva, rase, no? lo E ti hanno dico. antiscrotesi. Mi lo pagò De e lo si clava. strassò, sì. E va bene, anche sulle declave, ti avevi de pegua, non è Ti, brutto. Mi fa bello, no? Poi ti la rovinò in terrazza, di te. O se vei, quello è tutto rovinò, vedo di le pinde fuori, ecco. va bene. Ti la stressò. Sì, ti dico Dimmi verità. verità. Sei sguardo. Cosa Ero è successo? contenta, riuscì a scappare, insomma, e quindi ero bella a posto, Ti è stata una allegra. cinquantina di pesi. Non mi ricordo il numero esatto di Quanti quanti te ne è stato uno, vedi, non importa, ma il problema è che andando in terrazza in Tisesù, comunque se non mi sbaglio, Sì. ti anche sta lì poi a fare Sì, i sì. vestiti, sebbene lui ha fatto de crava, anziché de pena. Certo. Però ti capisci bene anche ti che se mio catò una cosa che voleva che fosse de pegua e poi invece viene fuori che le fatta dell'anna de crava, mi va là e mi incasso qua commessa perché comunque all'ennescia come in oca. All'inizio mi ha anche risposto ma ricordo che mi ha dato da vacca comunque, non è una cosa bella da dire a una cliente, ti hai capito? Mi sono restata comunque calma perché non è una indole essere una di quelle gramme che poi risponde ma e insomma a me non è che mi sono comportata ma perché sono sempre una donna civile. Chi te pentia? Sì. E vedete condivide sto film in chi, eh?